La Movida, spesso tema di polemica per le tensioni che si creano tra residenti e giovani frequentatori, è al centro dei controlli della polizia. In una città universitaria come Padova la sicurezza è centrale nei luoghi di aggregazione. In una settimana il questore Marco Doresio ha emesso 24 misure di prevenzione, 14 sono Daspo Willy, ovvero provvedimenti nei confronti di persone che non potranno più accedere ai locali, 3 fogli di via obbligatori e 7 avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Nei guai un 31enne rodigino che ubriaco ha scatenato una lite in una discoteca dell'Alta Padovana e ha aggredito gli addetti alla sicurezza. Daspo anche per un 18enne e un 16enne accusati di atti persecutori nei confronti di un 60enne avvenuti all'interno di un bar. Le altre persone sono tutte coinvolte in episodi di rissa nei locali o pregiudicati per reati di spaccio e porto abusivo di armi. Vietato il ritorno a Padova per un 40enne trevigiano pregiudicato per reati contro il patrimonio e truffa, un tunisino trovato con 38 dosi di hashish e un egiziano pizzicato davanti alla chiesa dei Servi nella centralissima via Roma con 6 stecchette di hashish.